fare sempre le stesse cose si rischia di diventare delle macchine, e ristorazione non è sicuramente lavorare in fabbrica. Io sono Eki Cepele, chef del ristorante Mandi parentesi Friulana di Lignano Sabbiadoro, nato ormai 5 anni fa, nell'immediato dopo Covid, se non durante il Covid. Entriamo quest'anno alla 6ª stagione perché, essendo a Lignano, ovviamente siamo un locale soggetto alle stagioni balneari. È un locale che è nato in famiglia, assieme a mio fratello che è in sala, mia mamma e mio papà, che sono le spine dorsali del ristorante, e piano piano siamo sempre di più ingranditi per proporre qualcosa di nuovo nel panorama ristorativo lignanese. Ecco. Essendo al mare lavoriamo prevalentemente col pesce e ci piace cambiare, variare, scoprire nuovi prodotti, osare anche, perché no, molto spesso, per uscire anche da quella che è la quotidianità. Fare sempre le stesse cose si rischia di diventare delle macchine, e ristorazione non è sicuramente lavorare in fabbrica, ma si ha a che fare con delle persone. Fare le stesse cose tutti i giorni uccide anche un po' la creatività. Non mi è mai piaciuto il discorso rivisitazione, no? Nel senso che la tradizione non ha forse bisogno di essere rivisitata. Quello che noi possiamo rivisitare, più che una rivisitazione, è un aggiornamento, perché col passare del tempo e l'avvento della tecnologia anche in cucina, come runner piuttosto che le cotture sotto vuoto, si aggiorna metodi di cottura, si aggiornano metodi di conservazione, per cui è portare al passo coi tempi quello che è la tradizione. Si è sempre fatto così, non mi è mai piaciuto, no? Non è detto che sia giusto, è giusto variare e aggiornare più che rivisitare. Sono piatti ai quali siamo particolarmente affezionati, piatti che sono intoccabili, nel senso che dal momento in cui vengono levati dal menù c'è sempre qualche cliente che viene e lo richiede. Sono molto affezionato alla tartare di tonno, trattiamo tra i 7 e 8 tonni rossi all'anno, ed è innanzitutto un animale maestoso, bello da lavorare, anche parecchio faticoso, e anche lì cerchiamo in maniera etica di proporre le teste. Facciamo con tutti i ritagli degli spiedini, la tartare col dorso alto, le ventresche le trattiamo in altra maniera, cerchiamo di scomporre tutte le parti anatomiche e di rendere onore e valorizzare questo pesce, insomma. Per quanto riguarda le mie esperienze prima di Mandi, ho avuto la fortuna di lavorare con dei grandissimi chef, sia in Italia che all'estero, e questo mi ha permesso di formarmi in una certa maniera, comprendendo anche nelle grandi cucine in cui c'è una scala gerarchica, ognuno ha il suo ruolo, e la ristorazione è fatta di meccanismi, e appena un meccanismo si rompe crolla tutto il resto. Aprire un ristorante che propone cucina friulana e non solo in una località balneare nasce dall'esigenza di proporre qualcosa del territorio. Ci piace l'idea di valorizzare tutto quello che ci sta attorno, a partire dai pescatori di Marano e di Grado fino ad arrivare agli affinatori di formaggi di Sauris, del prosciutto di San Daniele, a tutto il territorio che ci circonda e che questa bellissima regione ci permette di avere e di passare dal mare alla montagna nel giro di 120 km, insomma, per cui offre una moltitudine di paesaggi e anche una varietà impressionante. Siamo fortunatissimi. Quando avevo iniziato a utilizzare Sopplaia, devo dire, non c'è stato tanto scetticismo, ma erano piuttosto entusiasti, perché semplifica molto e aiuta moltissimo nel quotidiano a selezionare i prodotti. È tutto molto a portata di mano, invece di avere scartoffie, carte, blocchettini, liste, è tutto sul telefono, il carrello, i quantitativi, più o meno, e non c'è stato scetticismo, anzi c'è stata curiosità, ed è lodevole il lavoro che avete fatto negli anni, perché si è aggiornato ed è migliorato col passare del tempo, non è stato stazionario e nessuno si è adagiato, in un certo senso. Prima di Sopplaia, come dicevo poco fa, c'hanno questi listoni a carta e penna che ogni tanto si perdevano nel pieno del lavoro, si segnava qualcosa, manca questo, la lavagnetta, cerca il pennarello non scrive più. Invece adesso fa una lista la sera con tutti i ragazzi, ci si mette, si ordina, chissà quando arriva, è tutto molto catalogato, no? È tutto molto preciso e diretto. Siamo clienti, penso, se non ricordo male, da 5 anni,
cui da quando abbiamo aperto, e continueremo ad esserlo. Quando ci sono i cambi menu specialmente ti permette di uscire da quello che è la quotidianità, di far arrivare delle cose nuove vedendo le immagini, selezionarle in prima persona senza affidarti a qualcuno, ecco. A ogni cambio menu ci permette di appunto poter selezionare prodotti, fare le prove e uscire da quello che è il solito quotidiano. A tempo perso proviamo questo, ordino cuore di manzo, proviamo questo pesce, uscire da quello che facciamo quotidianamente e provare con nuovi prodotti a fare dei nuovi piatti, ecco. Sono Eghi del ristorante Mandi Parentesi Friulana di Lignano Sabbiadoro e anche io sono Soplaia.